Bentornati con la nostra diretta. La luce si è fatta meno caravaggesca o quantomeno più solare. Sarà che sono le 8:37 e noi siamo insieme a fare questo racconto della giornata sulle prime pagine dei quotidiani. Marco Pinti è la voce che sentite, il volto, se lo volete, lo potete vedere in radiovisione. Io ringrazio Roberto Colombo alla parte tecnica, ne approfitto di questo ringraziamento anche per chiedergli se l'audio, ma credo di sì, è in buono stato. Vediamo se mi manda, non mancherà di farlo, un segnale confortante, sia esplicito o implicito. L'audio è in buono stato, Roberto? Sì, perfetto. Allora andiamo a vedere la prima delle notizie di questa giornata. È una notizia in realtà particolare, non di contesto, ma che ci permette di mettere la lente di ingrandimento sullo stato più piccolo d'Europa o tra i più piccoli e tuttavia lo stato che ha una rilevanza diplomatica e finanziaria importantissima, lo Stato del Vaticano. Lo Stato del Vaticano a tratti sembra il più antico, ma forse è il più moderno degli stati che compongono l'Atlante geografico, ossia uno stato che fa a meno di grandi masse di popolazione, lo fa per ragioni storiche, non per scelta, ma che ha tutte le connotazioni e la agilità di movimento che ricordano più, togliendo ovviamente dalla dimensione del sacro, le dimensioni e il modo di agire di una multinazionale. Con, mi perdoneranno, non c'è niente di blasfemo in quello che dico, è solo un'analisi, diciamo, disidratata della componente della Chiesa, disidratata dalla parte sacra e che racconta la parte invece che riguarda gli inevitabili tentacoli di potere che si dipanano proprio come in una multinazionale in tutto il mondo, sia con realtà che portano della cooperazione, del benessere e della solidarietà, sia con realtà che poi vengono alla luce con questi scandali, ossia delle realtà che si muovono legate alla Chiesa o direttamente della Chiesa, si muovono in modo spregiudicato sul mercato finanziario e non solo. Sono tutti i giornali stamattina a parlarne, noi andiamo sulla Verità perché la Verità ha questa pregio, secondo me, questa mattina di dividere le parti relative al caso Becciu, ossia questo cardinale che è stato esautorato, il numero 3 della Chiesa Cattolica fino a poco tempo fa, e ne approfitta la Verità anche per andare a fare una panoramica sugli investimenti del Vaticano. Quindi andremo un po' per titoli sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro per poi soffermarci su questa panoramica che viene bene evidenziata da Claudio Antonelli a pagina 4. Partiamo dal caso Becciu, ripeto solo per titoli: con Becciu al potere, buco da 500 milioni nelle casse vaticane. Bergoglio furioso, il porporato rischia lo Stato laicale e un suo ex collaboratore dice per imporsi usava dossieraggi e intimidazioni. Da dove arriverebbe questo tesoretto che sarebbe stato dirottato dal cardinal Becciu? Dall'obolo di San Pietro, che è un'offerta dei fedeli inviata direttamente al Papa, specie il 29 giugno, la festa dei santi Pietro e Paolo. Quest'anno a causa Covid la raccolta è stata rinviata al 4 ottobre affinché la si usi per opere di carità. Secondo il Wall Street Journal, solo il 10% della dotazione dell'obulo, circa 50 milioni nel 2018, finisce però effettivamente in beneficenza. La maggior parte confluirebbe nel bilancio del Vaticano o in altri investimenti. Altra branca del tesoretto di Becciu è l'amministrazione del patrimonio della Santa Sede, ubicata nel Palazzo Apostolico di Città del Vaticano. La presiede Monsignor Nunzio Galantino, amministra gli immobili, tiene i contatti con le istituzioni finanziarie e il sistema creditizio, agisce come una banca centrale. Il bilancio non è pubblico, ma Galantino, negandosi è in perdita, ha parlato di un utile di 22 milioni nel 2018. Un'altra parte di cospicui introiti che riguardano la Chiesa Cattolica ovviamente l'8 per 1000.
la quota di imposta sui redditi soggetti a IRPEF che lo Stato distribuisce alle confessioni religiose. È in capo alla CEI e nel 2018 il totale della dotazione era di 1.597.613.000 euro e 874, di cui 1.070 milioni erogati. Tra le attività finanziate il sostentamento del clero con 362 milioni, l'edilizia di culto con 67 milioni e opere di carità in Italia con 41 milioni e mezzo e nel terzo mondo con 120 milioni di euro. Queste sono insomma riassunte da La Verità i tre punti principali ovviamente da cui il Vaticano incamera denaro. E quanto alle invece diatribe e alle liti, ai dossieraggi, le intimidazioni nella corte papale, è affidato a Lorenzo Bertocchi l'analisi, fazioni in lite sulle finanze sacre, la sferzata del Cardinal Pell che dice la polizia continui. Mentre nel caso Becciu in particolare i soldi al fratello dell'ex cardinale sarebbero confluiti con una triangolazione con la Caritas, come sarebbero fluiti 700.000 euro nella Coop di Tonino. Si sospetta siano stati impiegati per altri scopi. Sulla rogatoria si è mossa anche la Procura di Roma. Martedì il segretario di Stato americano Pompeo sarà dal pontefice e lo scandalo può condizionare anche i rapporti con gli Stati Uniti. Un'altra parte di questa storia ce la porta sempre il capo d'accusa verso il Cardinal Becciu. L'accusa: con i fondi il professore faceva la birra, parte della somma per la carità sarebbe finita alla SRL di uno dei fratelli, sponsor della Pollicina, ma lui nega. L'articolo su cui invece ci soffermiamo è quello che non riguarda precisamente il Cardinal Becciu e quello che eventualmente ha fatto o non ha fatto, che riduce questa faccenda a una faccenda di malaffare che insomma è interna alle gerarchie vaticane, sebbene poi ci siano fondi che arrivano anche dai contribuenti italiani, però insomma è una faccenda particolare quella di Becciu. Chi di voi è un vaticanista appassionato sicuramente troverà modo di approfondirla, forse anche meglio del sottoscritto che vaticanista non sono. Penso però che sia interessante soffermarci come apertura questa mattina, proprio come un focus sulla questione vaticana, su quanto scrive La Verità a pagina 4 in una elegante dizione: San Pietro SPA. Investimenti tra Angola e Carige, adesso è caccia a tutti i conti cifrati. La prima operazione spericolata avrebbe riguardato una piattaforma petrolifera in Africa, per poi virare su un immobile londinese e su altri palazzi oltre Manica. Ancora sotto sequestro i telefoni di Raffaele Mincione, che è un finanziere appunto indagato in questa storia. Più che interessarci ovviamente al caso Becciu, ci interessa dove ci porta il caso Becciu, che cosa illumina come finanziamenti, come investimenti. Sulle spericolate operazioni finanziarie sono transitati i soldi dell'obolo di San Pietro a cui sta lavorando il Tribunale di Prima Istanza del Vaticano, presieduto dall'ex capo della Procura di Roma Giuseppe Pignatone. Nello specifico vengono analizzati tutti gli investimenti effettuati da Becciu quando era segretario di Stato tra il 2011 e il 2018. La sezione degli affari generali della segreteria gestisce quasi 800 milioni di euro, una cifra considerevole a cui i papi hanno sempre prestato attenzione, anche perché dovrebbero servire a opere di bene in giro per il mondo, dove la comunità cristiana è spesso in difficoltà. Che il prelato sardo avesse una certa inclinazione per investimenti particolari lo confermano le carte che in questi mesi hanno portato all'arresto per estorsione del broker molisano Gianluigi Torzi e del funzionario amministrativo vaticano Fabrizio Tirabassi, ma anche alle indagini sul finanziere Enrico Crasso, come all'acquisizione dei cellulari e iPad di Raffaele Mincione, celebre gestore del fondo Atena. A questo si aggiunge un'indagine per riciclaggio. Uno dei potenziali investimenti è stato infatti quello da 200 milioni di euro in Angola in una piattaforma petrolifera.
sarebbe stato proprio Becciu a contattare Crasso, all'epoca in Credit Suisse, per veicolare i soldi nel paese africano, ricco di petrolio ma anche tra i più corrotti del mondo. E del resto il cardinale è stato per anni il nunzio apostolico a Luanda e fu nominato nel 2001 da Papa Wojtyla e ci è rimasto fino al 2009. A convincere Becciu dell'investimento sul petrolio è Antonio Moschito, uomo d'affari angolano, proprietario del 66% della società di costruzioni portoghese Soares de Costa Construção. L'idea sarebbe stata quella di far diventare il Vaticano azionista al 5% della piattaforma petrolifera della società nazionale Sonangol insieme con Eni, ma soprattutto permettere a Moschito di ripianare un debito con la Falcon Oil. L'amico di Becciu in Angola è anche azionario di maggioranza della Global Media Group, holding portoghese proprietaria di quotidiani e che vede tra i suoi azionisti Joaquim Oliveira, titolare della squadra di calcio del Porto in Portogallo. L'affare però non va a segno, sia perché i guadagni sarebbero arrivati nel lungo periodo, sia perché sarebbe stato proprio Becciu a rinunciare, come più volte ha ripetuto. A consigliare il cardinale sarebbe stato lo stesso Mincione, che aveva indirizzato le segreterie di Stato su altri tipi di investimenti, tra cui un immobile a Londra, con cui i soldi sarebbero raddoppiati nel breve periodo e non nel lungo. Succede così che i 200 milioni che dovevano arrivare in Angola tramite Credit Suisse virano invece nel fondo Atena e sul super immobile di Sloane Avenue. Ma lì incominciano altri problemi, perché anche questo affare non va nel migliore dei modi e come già raccontato dalla Verità, negli anni non ci sarebbe stato solo quell'investimento da parte del Vaticano. A febbraio 2014 ci sarebbero state operazioni su altri immobili, anche in questo caso con commissioni altissime e con segnalazione all'antiriciclaggio. Non a caso, a luglio, la Procura di Milano ha bussato alla porta del celebre studio legale Libonati Jäger. Stava cercando Nicola Squillace per acquisire fatture e documenti relativi alla GUT, la società di proprietà di Torzi, il finanziere di origine molisana, ma da anni radicato a Londra, sarebbe stato infatti ingaggiato dalla Santa Sede con l'obiettivo di riprendere la proprietà del palazzo gestito dal Fondo Atena di Raffaele Mincione, mentre secondo l'accusa avrebbe conservato per sé un pacchetto di azioni della società anonima, la GUT, coinvolta nel passaggio di mano in modo da rimanere proprietario di fatto dell'immobile. In estrema sintesi, la strategia d'uscita dal fondo che faceva capo a Mincione in relazione all'immobile di Sloane quindi sarebbe stata imbastita, a quanto avrebbero raccontato i magistrati, con un'operazione che prevedeva da un lato la segreteria di Stato e dall'altra invece un versamento di 40 milioni a Mincione. Successivamente la segreteria, rappresentata da Tirabassi e da Crasso, avrebbe deciso la triangolazione e l'acquisizione dell'immobile di Londra attraverso la GUT di Torzi, dando il via a una serie di altre operazioni che avrebbero portato agli arresti del broker e all'acquisizione dei telefoni e dell'iPad di Mincione. Lì dentro si troveranno i collegamenti con le scalate del finanziere. Il denaro buttato in Carige era quello dell'obolo di San Pietro? Si troveranno riscontri dentro i telefoni di Mincione? Ma soprattutto l'enorme massa di denaro è finita perduta come nel caso di Genova? Oppure qualcuno ne ha beneficiato e ha ancora qualche conto cifrato in Svizzera? Beh, insomma, se non avete capito niente di questo articolo è normale ed è voluto, perché l'intrico è talmente fitto che non serve dipanarlo, serve esplorarlo come abbiamo cercato di fare con la maggior velocità che mi è stata concessa, anche senza sacrificarne troppo di significato. È un intrico, è come passare dentro una foresta a leggere questo articolo, dove si vedono un sacco di animali strani, un sacco di alberi strani, un sacco di roba strana che non dovrebbe centrare molto con la missione evangelica della Chiesa. Poi mi riallaccio invece a una prospettiva di coloro che sono cattolici e quindi credono che sopra la Chiesa e che la Chiesa sia rappresentante di qualcosa
di infinitamente più importante e potente di qualsiasi fondo e immobile londinese, di qualsiasi caso di corruttela, davanti al quale, se avete piacere di indignarvi, potete farlo, ma se siete cattolici dovreste avere la serenità di sapere che se la Chiesa cattolica è strumento della provvidenza, nessuno la potrà guastare. Questo direi che può essere un conforto per coloro che sono cattolici e ci stanno ascoltando e che ovviamente più di altri soffrono nel constatare queste notizie e nel sentir parlare della Chiesa non per quello che dovrebbe essere, ma per queste che sono vicende di una multinazionale nemmeno delle più specchiate, ecco, quanto a trasparenza. Peraltro i soldi dell'obolo di San Pietro, vi do, dopo questo piccolo conforto, vi do anche l'ultima mazzata, sarebbero finiti anche su un film, per produrre un film su Elton John. Ora, che la provvidenza voglia produrre un film su Elton John non mi sorprende, però ecco, non esageriamo con l'attribuire intenzioni divine al percorso che fanno gli oboli, perché l'ex cardinale avrebbe messo 50 milioni in un fondo, il fondo Centurion, e quel fondo si occupa di cinema indipendente e pensate il denaro, e qui lo zampino della provvidenza si vede, perché arriva fino a un figlio, al figlio il prodigo per eccellenza dell'immaginario italiano, e quindi in questo io un po' sospetto che ci sia della provvidenza, se il denaro dell'obolo di San Pietro a un certo punto gira di qua, gira di là, da un fondo all'altro, va di qua, di là, a un certo punto arriva all'Apo el Khan. L'Apo el Khan che è, diciamo, nella famiglia reale occulta di questo paese, la Royal Family degli Agnelli, che di fatto è la proiezione, sebbene in sordina, degli Savoia, è certamente il figlio il prodigo per eccellenza e che ci ha regalato momenti di dramma e momenti di sorriso come pochi altri nella recente storia. Anche questo comunque fa parte delle carte che riguardano le dimissioni di Becciu, ma ripeto, aprono uno scorcio in realtà su tutto quello che è il Vaticano, da Sindona a Calvi, ricorda Maurizio Belpietro, fino a Marcinkus. Da più di 50 anni la Santa Sede passa da uno scandalo finanziario all'altro, senza peraltro riuscire mai a sanare lo IOR. Cade l'ennesima testa, scrive Belpietro, ma sembra che sia troppo tardi. Forse era meglio dar retta a Viganò, che in questo senso aveva detto che con le sue denunce l'ex nunzio apostolico, citando gli abusi della curia, fece capire che c'era del marcio in Vaticano, ma si preferì silenziare il Monsignor Viganò. Quanto invece al potere, che è connesso evidentemente al denaro, all'influenza di una religione che ha 2000 anni di storia e quindi in ogni civiltà dove ha messo piede, inevitabilmente non c'è niente in questo di turpe, è un fatto chimico inevitabile che poi abbia un'influenza sociale e dunque politica, che poi si ramifica in una serie di fazioni, le un contro le altre, armate di dossier. Anche di questo ci dà conto La Verità con un reportage di Carlo Cambi che dice: la cacciata del porporato sardo di Becciu riapre la guerra nell'ordine di Malta. Ora che non c'è più il commissario, ricomincia la lotta tra tedeschi e anglosassoni, ossia Becciu era un po' uomo di sintesi tra queste anime dell'ordine di Malta, che a sua volta è, diciamo, l'ordine che ha idealmente, qualcuno dice non solo idealmente, preso il posto, pensate, dei Cavalieri Templari, col segno che ci crediamo molto moderni, ma in realtà la gran parte, o almeno quando si parla di Vaticano, la stragrande maggioranza delle diatribe, delle insidie, delle congiure vengono da molto lontano. Ecco, se anche questo ci può in parte consolare rispetto a una multinazionale che ha, diciamo,
gli stessi intrighi, le stesse diatribe, le stesse congiure, gli stessi dossier, il Vaticano quantomeno ci possiamo consolare che li ha questi stessi problemi da 2000 anni, anzi ha passato epoche in cui c'era il Papa e l'antipapa, per intenderci, quindi in questo caso ci sono due papi, ma almeno nessuno dei due è l'antipapa. Nella storia della Chiesa uno scandalo come quello di Becciu è un po' di pulviscolo su una pagina e nemmeno su tutta la pagina, proprio su una riga di una pagina di un volume che dura da 2000 anni. Quindi questo mi sento di ribadirlo proprio per anche confortare le tantissime persone che in ottemperanza a una tradizione che è una tradizione fondante dell'Italia, dell'Europa, ossia la tradizione cattolica, vivono con sofferenza per questa corruttela diffusa, per questo utilizzo della Chiesa come strumento di potere e non di cura spirituale da parte di uomini che sono uomini. Ecco, questo mi sento di dire per confortarvi, se me lo consentite. Quindi, in quanto uomini, fanno quello che gli uomini hanno sempre fatto, nel senso qualcosa di buono ogni tanto e qualcosa invece di generalmente avido quando ne hanno la possibilità e insomma quando uno fa per tanti anni il segretario di Stato della Santa Sede, ossia il numero 3 della gerarchia ecclesiastica, le occasioni, le tentazioni sono sicuramente tante e quindi possiamo arrivare anche a raccontare quello che stiamo raccontando oggi riguardo a Becciu. Più inquietante è certamente la trama di affari che fa emergere il caso Becciu, perché è una trama di affari che non riguarda solo lui, è più di un'ipotesi immaginare e dire che se questo è quello che emerge con la cacciata di Becciu, ossia con l'individuazione probabilmente di un capro espiatorio di una situazione che riguarda una lotta di potere, non oso immaginare che cosa potrebbe emergere se un domani a essere scaricati dalla Curia Vaticana fossero altri personaggi. E questo però fa parte del racconto non della giornata ma dell'epoca, anzi degli ultimi 2 millenni, perché se fossimo nel 1400 probabilmente ci fossero i giornali come oggi, la Verità scriverebbe ecco i soldi dei Medici alla corte di Roma, cioè niente di nuovo sotto il cielo, fortunatamente. Noi facciamo una breve pausa, poi andremo invece a toccare l'attentato di ieri a Parigi, alla ex sede di Charlie Hebdo, parleremo di Recovery Fund, parleremo delle inchieste che riguardano la Lega, parleremo di immigrazione, quindi rimanete con noi perché continuiamo il racconto della giornata dalle pagine dei quotidiani. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Yeah, from
Siamo tornati con la nostra diretta 9:11, rassegna stampa di RPL Radio Padania. Marco Pinti a tenervi compagnia in voce per chi lo vuole in radiovisione, con una luce un po' meno caravaggesca ora, un po' più solare e radiosa. Alla parte tecnica, invisibile agli occhi ma presente in spirito, corpo e macchinari vari, Roberto Colombo. Abbiamo iniziato raccontando del Vaticano SPA, così come emerge dallo scandalo del Cardinal Becciu. Ora andiamo avanti con il racconto della giornata, lo facciamo perché ieri c'è stato un nuovo attacco a colpi di mannaia, con Parigi che rivive l'incubo di un'altra Charlie Hebdo. Andiamo sulla stampa, pagina 2 e 3. Non ci fermiamo sulla cronaca dell'attentato, sulla sanguinolenta cronaca dell'attentato, andiamo per titoli. Buttiamo invece un occhio sul contesto che racconta la Francia di oggi, ma potrebbe raccontare qualsiasi paese che tra qualche anno o non so quanti si dovesse ritrovare a fare gli stessi errori, ossia a concentrare nelle periferie delle sue più grandi città masse di popolazioni che vengono da culture, civiltà differenti e che non si sono affatto integrate nel tessuto sociale, nel tessuto nazionale, nel caso della Francia francese, ma lo stesso problema purtroppo si può copiare e incollare, e quanto leggeremo sulle banlieue di Parigi è qualcosa che potremmo leggere anche sulle periferie di Londra o di tante città inglesi, soprattutto delle più grandi, di tante città svedesi dove ci sono ormai interi quartieri che sono di fatto sottratti alla sovranità reale, concreta dello Stato, delle sue leggi, ma che hanno creato una loro contro società. Inevitabilmente, ecco, questa è la premessa che mi piace fare. Quando si parla di banlieue, adesso andremo a darci un'occhiata grazie alla stampa, soprattutto chi, magari tra gli ascoltatori di RPL, Radio Padania, chi tra noi che ha una visione del mondo, diciamo, sovranista, leghista per intenderci, ogni tanto ci facciamo prendere la mano, secondo me, da ricostruzioni cinematografiche, nel senso che immaginiamo che ci sia un grande piano con dei geni del male che si sono innestati nelle nostre periferie. Ecco, ragioniamo, io mi permetto di insinuare la seconda ipotesi, cioè inevitabilmente si sono create queste sacche di controsocietà. Inevitabilmente, perché il tessuto industriale non è capace di dare benessere che promette la pubblicità, e se non riesci a dare benessere non riesci a scalfire, soprattutto nel caso di coloro che professano la religione islamica, la possibilità di aderirvi nella sua versione più repressiva e più anche anti-occidentale. Nel caso francese c'è anche un passato coloniale che aggancia una narrazione di revanchismo, e lo stesso vale per l'Inghilterra, in qualche modo anche per i paesi anglosassoni. In Italia al momento di banlieue intese nel senso francese non ne vediamo, ma vediamo altri tipi di banlieue. Penso ad alcuni quartieri delle nostre città dove ogni tanto emerge il fatto di cronaca che ci allarma, e allora ci accorgiamo che a Roma, come a Torino, come a Milano, soprattutto nei centri più grandi, ma non solo, ci sono pezzi interi del tessuto urbano che stanno sfuggendo alla normale giurisdizione dello Stato, insomma, stanno sfuggendo alla normale capacità che dovrebbe avere una comunità di regolare ogni punto del suo territorio. Questa è la premessa per raccontare questa storia, lo facciamo con la stampa. Attacco a colpi di mannaia, Parigi rivive l'incubo di un'altra Charlie Hebdo, un 18enne pakistano in azione vicino alla vecchia sede del giornale, 2 feriti. Preso poco dopo, fermati 5 presunti complici, il governo dice attentato islamista. E tutta questa violenza riparte perché c'è il processo in corso per la strage del 2015 di Charlie Hebdo,
e con la decisione della rivista di Charlie Hebdo di ripubblicare le vignette satiriche su Maometto, proprio in occasione dell'inizio del processo per la strage del 2015. Anche qui ci sarebbe da fare una riflessione e non solo puntando il dito verso la comunità islamica, ma anche puntando il dito o comunque facendo una riflessione su quanto è davvero sacra la nostra libertà di espressione e non solo guardando alla possibilità o meno che quelli di Charlie Hebdo abbiano esagerato. Ci sono state delle parole molto gravi nei giorni di quell'attentato, ci sono stati degli scricchiolamenti di quello che pensavamo fosse uno dei pilastri della nostra civiltà e probabilmente non lo era, e non solo perché di offendere le comunità islamiche un po' tutti hanno paura per ragioni che sono ben raccontate dagli episodi di cronaca come quelli che stiamo raccontando oggi, anche perché la nostra libertà di espressione, e negli ultimi tempi questo si vede sempre di più, è da sempre una libertà che in realtà è condizionata da una serie di divieti. Anche senza Islam, anche senza Covid, i reati di vilipendio rappresentano in gran parte dei paesi occidentali, fortunatamente non in tutti, un esempio chiarissimo di censura teologica di un'autorità che si mette al posto di Dio. Quindi ci sono degli stati, la Francia è uno di questi, dove tu non puoi fare vilipendio allo Stato francese, come non lo puoi fare in Italia, ma in Francia puoi fare delle vignette blasfeme proprio in nome della libertà e della laicità dello Stato. Però non è una libertà, è in realtà la sostituzione di un Dio con un altro. Quindi finché ci sono reati di vilipendio nei nostri ordinamenti, finché ci sono queste museruole alla nostra possibilità di dire anche delle stronzate o di fare delle cose che non andrebbero fatte perché sono di cattivo gusto, ma che non devono essere per questo illegali, ecco, è una storia che secondo me ci invita più a delle riflessioni che a prendere delle posizioni istintive, perché i punti in ballo sono tanti ed è un'occasione tragica ma preziosa, come spesso sono le tragedie, per riflettere anche su qual è il confine, qual è davvero la libertà d'espressione che abbiamo in questo paese, qual è la libertà d'espressione che ho io adesso che sto parlando in una radio. Ci sono dei limiti, ci sono evidentemente dei limiti che sono naturali, che sono culturali, che sono di buon senso e di buon gusto, ma ci sono anche dei limiti legali. E questa radio ne sa qualcosa, insomma, non sto parlando di querele, offese, sto parlando appunto di reati di vilipendio, sto parlando di altri generi di reati che ora vengono valutati per aggravare alcune prese di posizione e che tutti quanti concorrono però a far vacillare il fatto che la libertà di parola dovrebbe essere totale se vuole esistere, altrimenti non esiste essa stessa. Scusate la premessa, però non mi andava di raccontarvi questo accoltellamento come se fosse un accoltellamento che non ha a che fare con una storia che ha chiamato in causa alcuni pilastri del nostro modo di concepire il mondo, e non mi andava di raccontarvi questa storia senza ricordare a me stesso e a voi che Charlie Hebdo è una rivista che fa del cattivo gusto e del macabro, del cinismo e della anche assoluta improvvida insensibilità, perché ricordiamo alcune vignette che erano state fatte all'indomani di tragedie, mi viene in mente Rigopiano, mi viene in mente il Ponte di Genova. Insomma, è una rivista che fa del cattivo gusto la sua bandiera, secondo un canone di umorismo che peraltro in Italia non esiste, è proprio una tipicità, un prodotto tipico francese, cioè una roba che in Francia ha un suo pubblico che lo fa molto ridere, e però noi dobbiamo ricordarci anche tutte queste cose. E quindi quando facciamo una riflessione su Charlie Hebdo dobbiamo capire se c'è la libertà di fare una rivista di cattivo gusto o no. Andiamo a vedere invece il tema delle banlieue, perché questo che ho detto finora è un tema che sta, diciamo, nell'alveo dei valori, mentre poi andiamo nella concretezza. A lì il jihadista ragazzino si cerca la rete delle banlieue.
Il giovane che ha cercato di replicare la strage del 2015 è arrivato in Francia a 15 anni senza genitori. La polizia perquisisce un appartamento nella zona di Pontoise, forse la base dell'operazione. Il solito lupo solitario? E come spesso è accaduto negli ultimi assalti di jihadisti in Francia, siamo di fronte a uno squilibrato mentale? Ali H, l'autore dell'assalto di ieri, laddove si trovava la redazione di Charlie Hebdo 5 anni fa, al momento del terribile attentato è stato catturato subito dopo l'aggressione e ha già confessato. Si tratta chiaramente di un atto di terrorismo islamico, ha dichiarato ieri sera sul canale pubblico France 2 Gérald Darmanin, il ministro degli interni. È un nuovo sanguinoso attacco contro il nostro paese e contro dei giornalisti. Intanto, subito dopo, ieri un presunto complice è stato arrestato poco lontano e in serata altre 5 persone sono state fermate. No, questa volta l'organizzazione sembra più complessa e articolata. Ritorniamo all'autore, Ali, poco più di un ragazzino e vestito come tale, un piumone nero, una maglietta gialla, le sneaker rosse. Proprio grazie a questi elementi raccolti da testimoni, i poliziotti sono riusciti a ritrovarlo a breve distanza da dove si trovava la redazione di Charlie Hebdo e dove ancora sede l'agenzia di produzione TV Premier League, obiettivo dell'attacco. Ieri sera gli inquirenti non erano sicuri della vera identità dell'attentatore che addosso non aveva alcun documento, ma si conoscono alcuni elementi. Ha 18 anni ed è originario del Pakistan, arrivato in Francia minorenne e da solo senza la propria famiglia a 15 anni. L'ultimo nuovo indirizzo conosciuto si trova a Pontoise, una quarantina di chilometri a nord-ovest di Parigi, ma non si sa se ci vivesse ancora negli ultimi tempi. Di sicuro il giovane non è mai stato sospettato di terrorismo, non era classificato S e quindi soggetto al controllo dei servizi segreti. L'unico incidente di percorso in giugno era stato trovato dalla polizia in stazione con un cacciavite in tasca. Quanto all'altro uomo, che è stato fermato nei corridoi della stazione, accanto al luogo dell'assalto, sarebbe nato in Algeria 33 anni fa. Poco prima di questo nuovo attentato, i due erano stati visti parlare, ripresi insieme dalle videocamere del metro. Anche questo uomo non avrebbe mai avuto problemi con la giustizia. Avrebbe accompagnato sul posto il ragazzino e l'avrebbe dunque mandato allo sbaraglio? Varie perquisizioni sono state effettuate nella banlieue nord e a Pantin è stato trovato un appartamento che avrebbe rappresentato la base per organizzare l'attacco e lì sono state arrestate 5 persone. In serata poi emerge che 3 degli arresti sarebbero coinquilini del pakistano. Tanto per contestualizzare questo nuovo attentato, bisogna ricordare che 3 settimane fa è iniziato a Parigi il processo contro i complici dei fratelli Chauki e di Ahmedi Koulibaly, autori della strage nel gennaio 2015. E non solo, Charlie Hebdo ha pubblicato di nuovo le vignette blasfeme su Maometto in copertina nello scorso 2 settembre. E in vari paesi, soprattutto in Pakistan, si sono tenute manifestazioni di protesta con tanto di minaccia al giornale e alla Francia. Ieri Emmanuel Garnier, uno dei dirigenti della sede televisiva che erano insomma i vicini di casa di Charlie Hebdo, si chiedeva perché nel corso del processo di Charlie Hebdo la polizia non ci ha assicurato una protezione permanente, con dei poliziotti per strada sempre all'entrata. Forse quest'ultimo dramma si poteva evitare. Intanto si ricordano i precedenti, la prefettura nel 2019 con un impiegato di origini musulmane che va religione musulmana che accoltella a morte 3 agenti di polizia, una funzionaria prima di essere ucciso in prefettura a Parigi, e poi nel 2017 l'agente Xavier che viene ucciso sugli Champs-Élysées dal latitante francese e con la rivendicazione dell'ISIS, senza dimenticare Bataclan e appunto Charlie Hebdo. Questo è il racconto insomma di un fatto che ieri è riemerso dalle cronache del recente passato e del presente e che sicuramente ha una serie di punti di interesse sui quali in parte mi sono fermato nella premessa per non ridurlo a un accoltellamento con un sospettato, cioè stiamo parlando di una cosa che ha messo in fibrillazione e ogni volta rimette in discussione tanti tasselli di quello che crediamo di essere e soprattutto ci attiva su una delle conseguenze che ci sono nei fatti di un forte flusso migratorio verso l'Europa, che poi queste persone vanno a vivere da qualche parte
E questo qualche parte, se guardiamo il modello francese, generalmente è la periferia dove queste persone difficilmente riescono a integrarsi in un tessuto produttivo in crisi e dove queste persone non rinunciano per il solo fatto di aver messo piede in Europa alle loro convinzioni e alla loro religione, alla loro identità, e come è normale che sia. Le persone non rinunciano alla loro identità perché sono fisicamente in un altro posto, soprattutto se non ci sono le condizioni per contaminarsi, perché c'è di fatto un respingimento economico della società nei confronti di chi arriva ed è meno qualificato per andare a occupare tutti i posti negli uffici, nei servizi, quelli che insomma nei servizi di lavoro, intendo, non nei servizi segreti, quelli che insomma tutti vorremmo occupare, che sono la grande schiera dell'esercito produttivo europeo, dove le fabbriche sono una cosa démodé che viene sempre più delocalizzata, così come tanti altri lavori. Bisogna lavorare in un ufficio è difficile che riesci ad arrivarci se sei un pakistano di 18 anni che è arrivato senza genitori. È più facile che entri in una banlieue, è più facile che ti incazzi, è più facile che trovi la tua religione, dentro la tua religione una legittimazione alla tua rabbia, perché l'Islam è una religione che ha degli elementi dottrinali che sono a tratti indomabili nel spartire il mondo tra coloro che seguono e fanno parte della comunità musulmana e coloro che invece il Corano chiama infedeli. Essendo peraltro una religione, qui torniamo al tema di prima, senza una chiesa e quindi senza una dottrina canonizzata, che nel tempo abbia saputo adattare i principi allo scorrere del tempo e lasciandola invece alla non libera, insomma alla interpretazione al massimo, ma molto stringente, degli imam, cioè di coloro che il Corano lo sanno a memoria. È chiaro che poi ci ritroviamo a raccontare gli ingredienti di una miscela che inevitabilmente esplode, ecco. Non c'è poco da indignarsi, ecco, perché se tu metti la benzina, spargi la benzina per terra e poi lanci un fiammifero, non te la puoi prendere con la benzina e nemmeno col fiammifero, cioè hai messo tu tutte le condizioni perché questo succeda. E forse la Francia è in qualche modo uno dei paesi europei, purtroppo non l'unico, che vive delle contraddizioni che speriamo noi di risparmiarci, ecco, nei prossimi anni, ma che con un continuo flusso migratorio da paesi, peraltro a maggioranza musulmana, ma comunque da paesi da persone che provengono da altre civiltà in questo contesto economico, ecco, anche noi ovviamente rischiamo di andare in quella direzione che, ripeto, sta già contagiando i paesi più ricchi, non a caso, perché poi tutto ciò che è legato ai flussi migratori segue i capitali, dove ci sono più capitali vanno anche le persone. Però insomma anche noi un po' di capitali ce li abbiamo e quindi sarebbe il caso di preoccuparci. Facciamo una pausa e poi parliamo di questi capitali, se arrivano o no, perché parliamo di recovery fund. Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio. Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto? Analogico che non sei altro. Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio. Eh sì, da quest'anno dove c'è radio c'è DAB. Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra. Sì, però svegliati, Dibidi dobidi dab. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera,
quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia